Depositate le liste, il termine è scaduto ieri sera, possiamo azzardare delle previsioni per capire, tenuto conto delle quotazioni del momento, chi da Agrigento potrà fare le valigie e partire alla volta della capitale per diventare inquilino del nuovo Parlamento. Cominciamo dalla Camera e da una premessa fondamentale. A Montecitorio il premio è su base nazionale. Sarà necessario, secondo l'attuale legge elettorale, superare la soglia di sbarramento del 4% per le liste non inserite in coalizione. I partiti che invece fanno parte di coalizioni che vanno oltre il 10% sono ammessi al riparto se superano il 2%. La Sicilia designerà 52 deputati e qualora gli agrigentini che potrebbero finire a Roma. A noi interessa più da vicino ovviamente la Sicilia occidentale. In casa PD, dato in vantaggio dai sondaggi, 9 i seggi sicuri. Via libera per Angelo Capodicasa, per lui posto blindato, è terzo ma di fatto secondo perché il capolista è Bersani e per il favarese Tonino Moscat. Dovrà tenere le dita incrociate Maria Iacono, ex sindaco di Caltabellotta, che è dietro Moscat. E siamo al PDL che sembra destinato a raggiungere quota 11 deputati, di cui 5 provenienti dalla Sicilia occidentale. Se così sarà e se Angelino Alfano, capolista, lascerà il posto libero, si apriranno le porte di Montecitorio per Riccardo Gallo, consigliere provinciale e leader del patto per il territorio di Agrigento. Un gradino dietro c'è il favorese Nino Bosco, deputato all'Ars nella precedente legislatura. Dunque, se le previsioni verranno confermate dall'esito del voto del 24 e 25 febbraio, il gruppo agrigentino alla Camera sarà formato da 4 deputati, 2 Partito Democratico, 2 Popolo della Libertà, dando per scontato che Angelino Alfano opterà per un collegio diverso da quello della Sicilia. E passiamo a Palazzo Madama. Qui la Sicilia avrà 25 senatori. La soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi su base regionale è dell'8% per le liste che viaggiano autonomamente. Le coalizioni che raggiungono il 20% invece ammettono al riparto tutte le liste loro collegate che superano il 3%. Stando ai sondaggi per il centro-sinistra si prevede la sconfitta e così confermato questo quadro al centro-destra andranno 14 senatori, 11 del PDL e 3 per i partiti in coalizione che abbiano raggiunto almeno il 3%. In questo caso per il Popolo della Libertà saranno rispediti a Roma il saccense Giuseppe Marinello, deputato uscente, per lui c'è la quarta posizione, e Giuseppe Ruvolo in settima posizione, anche lui deputato uscente ma targato PID Cantiere Popolare, partito alleato del PDL. Un altro agrigentino che ha delle chance per ottenere il lasciapassare per la capitale è Salvatore Iacolino, europarlamentare che a sorpresa ha lasciato il PDL di Alfano per candidarsi in Grande Sud, andando di fatto ad occupare il vuoto politico elettorale lasciato ad Agrigento da Michele Cimino, distaccatosi da Miccichè dopo la scelta che il leader ha fatto di tornare alleato di Berlusconi. 3 senatori potrebbero infine toccare alla lista per l'Italia con Monti e allora posto sicuro per Benedetto Adragna, ex PD, che occupa proprio il terzo posto. Anche qui, se confermate le previsioni, nel territorio agrigentino saranno 4 i senatori, 1 PDL, 1 PID, 1 Grande Sud e 1 la lista del professore Monti.